Allora, tutto è nato da alcune domande che ci siamo fatti: come vedono il territorio i nostri ragazzi e come possono rappresentarlo. Da qui è nata l'idea di creare un laboratorio fotografico dove i ragazzi potessero poi uscire e documentare il territorio con i mezzi che avevano a disposizione, quindi chi aveva lo smartphone, chi aveva la macchina fotografica, ma tutti con un occhio ancora puro, diciamo. Non per fare le fotocartoline, ma per documentare quello che loro vedevano. Il risultato è una mostra eterogenea dove ognuno ha raccontato quello che ha visto, quello che lo colpisce, quello che più voleva raccontare di questo territorio. Sono 15 ragazzi con un 35-36 foto, alcuni hanno dei trittici, altri dei dittici, però sono sempre delle composizioni di foto che possono creare un discorso. Ognuno non ha fatto un racconto visivo fotografando le cose più belle, ma l'ordine era quello di scegliere un percorso, scegliere un tema o un argomento e fare solo quello. E questo è il risultato di questa mostra, di questo laboratorio durato da aprile fino a giugno.